Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Aspettare Calciomercato, Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video parleremo dei sorteggi dell'Italia che ha avuto per i playoff della qualificazione ai mondiali. Diciamo che più non è che andrò a parlare, ma reagirò ai sorteggi che l'Italia ha avuto. Intanto la settimana prossima dovrei fare una piccola live. Dovrei fare una piccola live, non vi spoilerò con chi mi devo solo organizzare con questo ragazzo. Devo organizzarmi per l'orario, se lunedì va bene, se no la faremo martedì, però vabbè, non vi voglio spoilerare più niente. Allora, partiamo subito. L'Italia dovrà andare ad affrontare a marzo l'Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord in semifinale. Poi la possibile finalista, se l'Italia passa oppure se l'Irlanda del Nord passerà, sarà una tra Galles e Bosnia. Secondo me ci è andata pure bene. Perché? Perché c'era la possibilità di prendere il Galles. Galles che, se vi ricordate, ci ha eliminato per il Mondiale 2018, quindi nella qualificazione del 2017, sempre playoff, o per la qualificazione del 2022, dei Mondiali 2022. Adesso non mi ricordo, però mi ricordo che ci eliminò per i Mondiali. Quindi dobbiamo sperare che la Bosnia faccia questa specie di impresa di superare il Galles, di vincere contro il Galles, che diciamo contro la Bosnia è una partita un po' più abbordabile contro l'Italia. E quindi si spera, come ho visto, cioè ho sentito da alcuni YouTuber, ho sentito anche il mio parere, il parere di alcuni miei amici che appunto dicevano la stessa cosa che vi sto dicendo io. Riguardo alla partita dell'Italia, secondo me, contro l'Irlanda del Nord, che è una squadra composta più che altro da diciamo giocatori che giocano in Championship, cioè la Serie B inglese, giocatori che dovrebbero essere per l'Italia molto più scarsi, perché rispetto a un'Italia ci stanno dei giocatori anche da Serie C inglese, non voglio dire una cosa stupida, una stupidaggine, però magari qualche panchinaro proviene dalla Serie C inglese oppure dalla Serie B francese, adesso non ricordo. Però l'Italia, visto che si ritrova con una nazionale molto più scarsa a livello di rosa sulla carta, eh, deve dimostrare che l'Italia è l'Italia e appunto deve almeno superare con 2 gol di scarto. Perché se superi con un gol di scarto, cioè stai contro l'Irlanda del Nord, una squadra che non è che abbia avuto così tanti campioni, però ormai anche le squadre di terza categoria indiana, cioè, pareggiamo e a me di culo, cioè con una squadra di seconda categoria indiana. Però vabbè.
Si spera, come ho già detto verso l'inizio del video, che la Bosnia faccia questa specie di miracolo, questa impresa che Super il Galles è contro di noi, cioè due tre palloni, cioè, per dirlo un po' più così. Però vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!